On February 24th, Friuli Venezia Giulia unveiled a 242 million plan to boost commerce and tourism. Regional Councillor Sergio Emidio Bini outlined new funding for businesses, historic shops, and hotels, aiming to simplify rules and strengthen the sector, employing over 200,000 people. Sì, novembre 25, oggi siamo a febbraio, quindi in pochissimi mesi la mia struttura, che devo ringraziare, è riuscita a mettere a terra, e poi andremo a presentare proprio il calendario del 26, tutti quelli che saranno i bandi e i regolamenti attuativi, quindi un ottimo lavoro, un bando, dei bandi che avranno delle coperture di risorse economiche significativissime, parliamo di 242 milioni già messi a disposizione, ma soprattutto che cercheranno di rispondere a quelle che sono le esigenze del mondo del terziario tutto, dove stiamo assistendo ormai da diversi anni a un cambiamento anche per quanto riguarda le esigenze del consumatore, dove ci sono dei settori che stanno tirando parecchio, ristorazione, alberghi, quindi tutto il mondo legato al turismo.